Bisogna rimettere in gioco un Veneto che vuole autonomia, che vuole federalismo. Non si può schiacciare la politica verso l'estrema destra che diventa poi nazionalista. Noi vogliamo appunto garantire che quella che è un fermento che è sempre vivo nell'ambito del popolo veneto ci sia come opportunità concreta. L'autonomia è un obiettivo raggiungibile attraverso una macroregione in cui il Veneto si affianca alle due regioni a statuto speciale confinanti Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige. Con Flavio Tosi si sta proponendo proprio una proposta di macro regione, di una regione che comprende il Trentino, il Friuli e il Veneto e veda proprio con l'assorbimento tramite un referendum di queste regioni la possibilità di dare più autonomia a quel Veneto che deve puntare proprio a livello nazionale di un riconoscimento. Ma in Veneto si discute anche molto di sanità. Una migliore gestione potrebbe tradursi in una diminuzione delle spese per i pazienti. Riequilibrare quelli che sono i costi delle varie ULSS, tagliare quelli che sono gli sprechi, uniformare e creare quindi un sistema di costi standard che permetta il risparmio. Abbiamo calcolato circa 200 milioni all'anno, che corrispondono, guarda caso, proprio a quei ticket che i veneti pagano. Allora con questo potremo togliere i ticket e garantire di conservare una sanità a un certo livello, con certi servizi, senza appunto tagliare.